Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Io compro siciliano live ed è un buongiornissimo, buon primo maggio e grazie 154.050 volte. Eh sì, siamo arrivati anche a questo bellissimo numero di amici che hanno aderito alla nostra idea di portare avanti il nostro progetto Io compro siciliano. Sapete, ormai da qualche giorno lo abbiamo visto, la stampa ci attenziona, si parla di noi e proprio questa mattina siamo arrivati in Rai. Hanno parlato di questo gruppo di Io compro siciliano che si muove per portare avanti quella che è la nostra identità di Made in Sicily. Vorrei cominciare con un messaggio per questa giornata. Beh, oggi è una giornata che serve a ricordare quelle che sono poi le lotte per i diritti dei lavoratori. Si festeggia in un modo particolare oggi. L'articolo 1 della Costituzione dice che la nostra è una repubblica fondata sul lavoro. Beh, io credo fortemente sul fatto che Io compro siciliano possa essere un'opportunità. Spesso parliamo con voi rispondendo anche ai post e quello che vogliamo dire è crediamo nelle nostre forze, cerchiamo di prendere in modo positivo tutto quello che è accaduto e noi siamo la testimonianza del fatto che ci si può risollevare cercando un unico grande modo che è quello di vivere insieme noi 154.000 questo bellissimo percorso di Io compro siciliano. Il messaggio che abbiamo in questi giorni a posto sia sulla nostra pagina che sul nostro gruppo e lì lo attenzionate, io anzi rinnovo l'invito a voler rispondere a questa domanda che è una domanda che serve appunto anche per conoscerci meglio, per capire quello che pensate rispetto a quello che può essere anche il nostro prossimo percorso. Sono tantissime le mail che arrivano di presentazione delle vostre aziende, ormai conoscete bene la nostra mail che è info@iocomprosiciliano.com, ma sono anche tante le proposte che ogni giorno arrivano e allora abbiamo proprio voluto dedicare uno spazio speciale a questo con una mail che è proposte@iocomprosiciliano.com. Abbiamo anche visto un video di Francesco Caravello che è un po' un tutorial, un po' una spiegazione, un po' dirigere quelle che sono anche le nostre a volte incertezze su come pubblicare un post, su come poter presentare le nostre aziende. Beh, seguitelo perché è importante. E poi oggi è una giornata anche particolare perché ogni weekend, sapete, noi ci dedichiamo ad una rubrica che è il Chiedimi pure. E questo l'abbiamo voluto fare perché i tre ideatori di questo progetto di Io compro siciliano, ormai li conoscete, sono Giuseppe Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello, hanno voluto con voi creare proprio questa linea diretta, questo confronto, questo suggerimento e soprattutto mettere a disposizione di tutti quella che è la loro esperienza, il loro bagaglio professionale. Lo facciamo al venerdì con tutto quello che riguarda le specifiche di esperto di aziende, di innovation manager, di internazionalizzazione di mercato, lo facciamo con Giuseppe Giorgianni che fra poco avremo qui come padrone di casa. Il sabato invece è dedicato al turismo, all'accoglienza, alle strutture ricettive di territorio, ne parliamo con Davide Morici, e la domenica invece è lo spazio dedicato
ai percorsi esperienziali fatti tra cibo, monumenti e cultura a cura di Francesco Caravello. Noi siamo pronti, oggi oltre alla nostra rubrica Chiedimi pure abbiamo un eccezionale ospite. Lui è molto conosciuto, è un noto giornalista, per cui avremo in puntata anche il dottor Gaetano Ravanà, che sarà una testimonianza un po' di quello che è anche per lui un po' da anni questo pensiero legato ai prodotti, all'attenzionare ai prodotti siciliani. Ha anche scritto libri, ma seguiteci perché sarà veramente una bella mattinata. Permettetemi di aprire il collegamento a Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, adesso stiamo per collegarci con... Ecco qui, buongiorno Giuseppe. Beh, buongiorno a tutti e buongiorno ai 155.000 membri di Io Compro Siciliano. Giuseppe, io prima di iniziare quella e quindi dare spazio alla rubrica Chiedimi pure, volevo veramente farvi tanti complimenti. Io questa mattina ho vissuto con grande emozione, devo dire, questa notizia anche alla RAI del gruppo Io Compro Siciliano. Siete compatti, siamo compatti e penso che si sta lavorando veramente verso un'unica grande meta e lo si sta facendo con grande consapevolezza, quindi grazie per quello che state facendo. Grazie a tutti quelli invece che hanno creduto in noi e che continuano a credere, invitando anche altra gente sul gruppo, perché realmente la nostra parola d'ordine è proprio dare opportunità alla nostra terra, agli imprenditori, a tutti quanti sono eccellenze siciliane, lo sono tutte, anche le persone comuni sono delle eccellenze e questo è veramente bello. Bene, noi abbiamo voluto creare questa rubrica che Chiedimi pure per dare dei suggerimenti, nella fattispecie Giuseppe Giorgianni è un grande conoscitore di quelli che sono i mercati nazionali ed internazionali. Io vorrei fare una domanda che poi è la domanda semplice, ma che è per noi un punto di riferimento importante. In tempo di crisi, come le aziende dovrebbero comportarsi e come in maniera anche ci si può risollevare in modo più rapido possibile. Sì, diciamo che in tempi di crisi le imprese dovrebbero ragionare come se fossero start-up. Le crisi in realtà stimolano la creatività e il cambiamento e per fronteggiare l'emergenza che stiamo vivendo in questi giorni, molto spesso ho visto anche delle testimonianze proprio dirette, le aziende sono costrette a ragionare sulle priorità e che appunto rappresenta una delle condizioni tipiche appunto delle start-up. L'emergenza che stiamo vivendo in Italia a causa del coronavirus ha sicuramente obbligato tutte le aziende a ragionare come se fossero start-up ed è questa la soluzione che può realmente loro permettere di uscire da questa crisi, cioè proprio il cambiamento. Sicuramente questa digital transformation obbligata, come io di solito la definisco, che abbiamo un po' subito tutti in questi giorni, può aiutare gli imprenditori ad apprezzare gli effetti positivi di nuovi assetti tecnologici e anche attraverso proprio creare una sorta di approccio culturale. Se da un lato infatti tutti sono stati a tutti diciamo sono stati richiesti dei sacrifici come la rinuncia a molti contatti sociali o a rallentare tutto, proprio per poter rallentare a sua volta la diffusione di questa brutta malattia, con la quale comunque probabilmente dovremo imparare a convivere per un po' di tempo, perché non è finita qui. Dal 4 non è che tutti possiamo uscire, ma non sappiamo neanche quanto durerà in realtà questo stato di crisi. Però dall'altro abbiamo la possibilità di cogliere una nuova sfida per cambiare e per migliorare il nostro approccio al lavoro. La crisi di un virus quindi diventa anche un'opportunità
per stimolare la creatività, il cambiamento, quindi per stimolare realmente gli imprenditori a fare un nuovo tipo di impresa. Diciamo che sebbene le preoccupazioni siano grandi, dobbiamo cogliere anche e soprattutto in questo momento anche i lati positivi, o comunque cercare di arrivare ad un lato positivo della situazione. Oggi siamo costretti a metterci in gioco, a sperimentare soluzioni nuove. Fare resistenza sarebbe controproducente, secondo il mio pensiero. Meglio provare in un certo senso a rischiare, con la consapevolezza che anche gli errori ci aiuteranno comunque a crescere. È inutile comunque girarci intorno. In questo momento accelerare l'approccio al digitale è l'unico modo per garantire la sopravvivenza di molte aziende. Adesso procedere con 5 punti che per me sono alla base di quanto sto osservando nelle dinamiche delle mie aziende personali, ma anche di partner o di altre realtà di business che seguo come professionista. Naturalmente ci stiamo confrontando un po' con tutti e tutti quotidianamente su difficoltà, opportunità, buone pratiche, e cerchiamo ognuno di noi di dare un consiglio, e anch'io nel mio piccolo sto cercando di anche attraverso questi 5 punti di dare risposta alle migliaia di email che arrivano anche da tanti imprenditori che in questo momento magari si trovano spaesati o non sanno come affrontare bene questa crisi epocale. Comincio dal primo punto, che è quello di riconoscere che non finirà tra una settimana o due questa crisi, e quindi quasi quotidianamente si dovrebbe fare un esercizio di capire come riorientare l'operatività dell'azienda, le scelte di investimento, le opzioni di cassa, le politiche del personale. Quindi ogni giorno dobbiamo cercare di riorientare l'operatività dell'azienda. Un secondo punto è quello di gestire lo stress del proprio team e quindi di tutto il gruppo di lavoro, consentendo e incentivando la cosiddetta, io la chiamo panchina temporanea per chi ha difficoltà. Cioè, molto spesso in questo momento i carichi di lavoro o semplicemente l'impatto emotivo della situazione crea dei disagi ad alcuni membri di uno staff, di un team, di un'azienda. E quindi come in questo periodo, secondo me, vale il principio della capacità di ascolto di tutti e dell'empatia nei confronti di tutte le situazioni personali. Un terzo punto sicuramente è quello di applicare, come io dico spesso, in modo religioso il principio del disagree e commit. Mi spiego meglio. Dopo le fasi di ascolto bisogna decidere anche velocemente e prendendosi dei rischi. Non si possono rimandare in questo momento le decisioni e dopo l'emergenza. Per esempio molti cercano di capire, no, ma questo lo farò dopo l'emergenza. No, dobbiamo non possiamo attendere mesi e magari rischiare di fallire, di chiudere. Io consiglio a tutti di ascoltare, di confrontarsi anche intensamente con se stessi e senza fare sconti. E poi soprattutto chi ha la responsabilità di decidere senza esitazione di agire anche se magari ci rendiamo conto che si faranno degli errori, perché è normale che si faranno anche degli errori, ma nella certezza che da quegli errori bisognerà ripartire ancora con una maggiore velocità e maggiore coraggio. Un altro punto è quello di regolare gli stili di leadership al momento e anche a regolarli in base ai contesti relazionali di smart working. In particolare è importante ascoltare, gestire i feedback e appunto ove ne riconosciamo autenticamente il punto, scusarci per poi ripartire in modo proprio veloce. E un quinto e ultimo punto che volevo mettere in evidenza è proprio quello di proiettare in modo continuo le opportunità al momento in termini di costruzione di valore, nel senso che dobbiamo continuare a pensare che tra qualche mese ci rialzeremo
e per fare naturalmente delle cose grandi, delle cose che prima erano nella normalità, adesso ci sembrano addirittura quasi dei sogni. Dobbiamo continuare a pensare alla crescita, alla ripartenza, cioè dobbiamo essere positivi. Solo un imprenditore positivo può andare avanti e può salvare quello che in questo momento sembra l'insalvabile, perché realmente ci sono e noi lo viviamo anche attraverso il blog, il gruppo social, proprio viviamo anche delle tragedie imprenditoriali, ma ecco, si deve essere sempre positivi, si deve cercare di ragionare e non di farsi sopraffare dalla paura di non farcela. Volevo concludere dicendo questo, volevo chiarire senza fare in alcun modo dare una connotazione politica, ma voglio dire che tutto quanto detto assume un senso solo se le aziende saranno messe in condizioni davvero di sopravvivere. Io penso che il governo nazionale, regionale, Commissione europea dovranno agire in modo rapido, consistente ed efficace, con degli interventi veramente mirati a dare ossigeno reale alla realtà imprenditoriale, uscendo, spero, una volta per tutte da logiche corporative ed entrando soprattutto in scelte sistemiche che impattino la sostanza dei problemi veramente di cassa e di sostenibilità delle imprese. Infatti tutte, diciamo, un po' le interviste o comunque i commenti che faccio, la prima cosa che dico è: togliete o eliminate quasi del tutto la burocrazia. Fare 1000 richieste a 1000 enti differenti non serve a nulla. Basta una richiesta e basta in 2 o 3 giorni dare subito riscontro alle persone che lo richiedono. Non è facile, io lo capisco che non è facile. Io sentivo l'altro giorno non mi ricordo, uno dei ministri che parlava, dice: sono arrivati 6 milioni di richieste e sono quelle che ci arrivano in 5 anni, e questo è giusto, e capisco anche che ci possono essere dei ritardi, ma una cosa che dico un po' a tutta la classe politica è quella di eliminare più che possono la burocrazia, cioè snellire tutto per dare immediato ossigeno un po' a tutte le imprese. Ingegnere, io vorrei, prima di far entrare il nostro ospite, naturalmente rivolgermi a chi ci sta seguendo. Allora, Giuseppe Bertini, buongiorno, Gaetano Schifano, Anna Parisi, Giuseppe Midolo, danno a tutti il buongiorno. Giuseppe Midolo dice: aiutiamoci a vicenda. Evelina Nicotra chiede come iscriversi. Lo abbiamo detto, iscrivete le vostre aziende, ma anche se siete singoli artigiani lo potete fare presentando e scrivendo una mail a info@iocomprosiciliano.com, sarà semplicissimo. Maria Palillo, Danilo Formica, Anna Parisi, Cristina Safina, buongiorno bella gente, buon 1° maggio. Maria Corso, una cantante sempre straordinaria, ciao Maria. Daniela Vinci, Giuseppe Midolo ancora, Chiara Seivita dice: buongiorno e complimenti alla forza e alla determinazione di questo gruppo Io Compro Siciliano. Salvo Damiano Chef, buongiorno e buon 1° maggio. Davide Morici, ciao Davide, buongiorno alle eccellenze degli ospiti di Io Compro Siciliano Live. Antonella Butera, ciao Mirtilla. Danilo Caci, musicista. Vincenzo Brandi, ciao Vincenzo. Stefania Caccamo dice: buongiorno alla Sicilia del fare, buongiorno alla popolazione di Io Compro Siciliano. Giuseppe Pappalardo, linguista, il professor Pappalardo, buon 1° maggio a tutti, buona festa del lavoro con un proverbio siciliano: l'uomo travagliaturi sempre mancia, il lavoro ci assicura la dignità, il benessere e la vita. Grazie professore. Diego De Luca, siamo abbandonati, parlava di quando si parlava un po' della situazione del governo in generale, ma noi appunto cercheremo di vedere in maniera positiva e rimanere tutti uniti. Beh, io a questo punto permettetemi di chiamare un ospite veramente eccezionale, perché
Lui è un grande giornalista, ha accolto il nostro invito. Oggi abbiamo con noi Io Compro Siciliano Live, giornalista di La Sicilia, il dottor Gaetano Ravanà. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska, buongiorno anche a Giuseppe. Buon primo maggio, anche a te. Un laboratorio un po' particolare oggi. È vero. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Lei tra l'altro questa mattina sta appunto andando al lavoro per fare e scrivere i suoi articoli, però ha voluto dedicare al popolo di Io Compro Siciliano questo suo intervento. Mi piacerebbe partire, dottor Ravanà, da una conversazione telefonica che abbiamo fatto parlando proprio della Sicilia, delle sue eccellenze e dei suoi prodotti, e lei parlando con me mi diceva io in realtà è da anni che compro prodotti siciliani, porto sulla mia tavola prodotti siciliani, per me già è una scelta che viene fuori da anni, giusto dottor Ravanà? Giustissimo, perché io credo che i prodotti siciliani non abbiano nulla di inferiore rispetto agli altri prodotti che si realizzano in Italia. Io ho sempre considerato il bel paese, perché quando si dice proprio bel paese, no? Il bel paese nasce anche dal fatto che si mangia bene, questo ci viene riconosciuto un po' da tutto il mondo. Però in questo momento di pandemia, in questo momento di difficoltà, dove, come diceva poco fa Giuseppe, ci sono molte aziende sull'orlo del disastro, io mi auguro di sbagliare, però è da giorni che scrivo che purtroppo alla riapertura non si sa quante aziende riapriranno. Io mi riferisco soprattutto ai bar, ai ristoranti, alle pasticcerie, soprattutto quelle piccole che non hanno una grande forza. E mi ha fatto piacere che stamattina il Premier Conte ha detto: mi dovete scusare per questo ritardo anche negli aiuti che stanno arrivando, ma si tratta comunque di aiuti di poco conto. Le 600 euro che si parlava non basterebbero nemmeno per pagare le bollette che nel frattempo continuano ad arrivare. Io credo che ci voglia un intervento abbastanza deciso con diciamo dei soldi che vengono dati a ognuno degli imprenditori, ma a fondo perduto, perché se non ci sono i soldi a fondo perduto non abbiamo parlato di niente. Io che sono indebitato non posso andare a fare di nuovo un altro debito, perché altrimenti sarebbe davvero la fine. Non apro nemmeno le saracinesche. Ma non mi voglio discostare dalla domanda che mi hai fatto. Io è da 3 anni almeno che favorisco proprio, parlando anche con molte persone, cerco di favorire i prodotti siciliani. Perché? Perché innanzitutto per la nostra economia. È risaputo che l'economia siciliana non è che è brillante, quindi se noi riusciamo a fare economia acquistando i prodotti delle nostre aziende possiamo darci una mano a vicenda. E io credo che Io Compro Siciliano sia un'ottima scelta. Io vi faccio veramente complimenti perché vi ho seguito da qualche giorno, ho parlato anche con Giuseppe e lo vedevo anche abbastanza entusiasta di quello che sta facendo assieme ad altre persone. È chiaro che da soli non si va da nessuna parte, però è anche vero che i messaggi devono cominciare a essere penetranti in tutte le famiglie. In questo momento di difficoltà, dicevo poc'anzi, in un momento di pandemia, acquistare giornalmente al supermercato prodotti delle aziende siciliane sicuramente aiuta l'economia. Non dico che risolve i problemi, perché quella dovrebbero esserci, come dicevo, dovrebbe esserci la mano dei politici, però è anche vero che se noi diamo una mano alle aziende, le aziende vengono aiutate anche a superare questo bruttissimo momento. Io avevo cominciato 3 anni fa, a essere sincero, a dire: preferiamo i nostri prodotti, perché ho avuto anche la fortuna di conoscere una persona allicata che si chiama Tony Rocchetta, che lui portava avanti un discorso relativo non soltanto all'Icata ma all'Interland delicatese. Poi adesso ha cominciato a guardare altri orizzonti e lui mi diceva: io ci rimetto di tasca perché ha un B&B, però porto i turisti che arrivano a far conoscere le aziende siciliane. A me questa cosa mi ha fatto letteralmente impazzire, perché ho detto: guarda, allora è anche vero che in Sicilia non si fa tutto per soldi, ma ci sono persone che invece si spendono per il bene comune, e io credo che in un momento del genere ci vogliano più persone che si spendano per il bene comune. E dottor Ravanà, devo dire che
il nostro gruppo è un po' la conferma a quello che lei ha appena detto, nel senso che crediamo fortemente proprio nel fatto che dobbiamo iniziare anche dalle piccole cose e iniziamo quindi dal piccolo aiuto che possiamo darci fra di noi, ed effettivamente 150.000 siamo veramente tanti, e penso che una mano ciascuno possiamo veramente, anche piano piano, ma risollevarci. Mi permetta, dottor Ravanà, arriva un messaggio da parte di Francesco Caravello, che insieme a Giuseppe Giorgianni e a Davide Morici sono appunto gli ideatori di questo meraviglioso mondo di Io Compro Siciliano. Francesco dice: Big Giorgianni, buongiorno Katiuska, buongiorno Sicilia che vuole rialzarsi più forte di prima. Chiara Sedita dice: ho comprato 4 giorni fa un prodotto artigianale da una ditta che ho conosciuto con Io Compro Siciliano. Il proprietario mi ha chiamato. Questo dimostra che siamo uniti e che stiamo facendo rete. Veramente una realtà che farà sviluppare la nostra economia. Salvo Renda, chiedo scusa, chef. Giuseppe Giorgianni, buongiorno. È fattibile creare un consorzio dove racchiudere tutte le aziende che rispettino la filiera produttiva locale riconosciuto dalla Regione Sicilia? Esiste già per gli allevamenti di carni, pasticci, eccetera, un unico consorzio che racchiude tutti i settori produttivi siciliani. Come vedete, dottor Ravanà e ingegner Giorgianni, c'è veramente grande proposizione, nel senso che sono tante le proposte che arrivano da parte dei nostri amici, perché ormai io dico siamo 150.000 amici, che propongono nuove possibilità per presentare appunto i nostri prodotti. Dottor Ravanà, lei ha scritto un libro, Bellezze, Eccellenze Agrigentine. Ecco qui. Mi piacerebbe che lei mi dicesse 2 parole proprio su questa pubblicazione. Facile, ho scritto questo libro con l'aiuto di tantissime persone che comunque hanno collaborato, perché l'idea era quella di far conoscere innanzitutto il territorio agrigentino agli agrigentini, perché siamo tutti un po' così, no? Io credo che i cittadini di Messina non conoscono tutto il territorio messinese, così come quello catanese o quello palermitano. Quindi prima bisogna cominciare a conoscere il nostro territorio e poi diciamo farlo conoscere a chi ci viene a trovare, cioè al turismo. E in questo libro ho racchiuso moltissime eccellenze della provincia agrigentina, non soltanto per quanto riguarda l'arte culinaria, ma anche per quanto riguarda gli artigiani, i fabbri, perché ci sono moltissime eccellenze. E ho scoperto un mondo che è sommerso, perché vedi, cara Katiuska e caro Giuseppe, c'è un piccolo dettaglio. Si spende tanto per diciamo avviare un'azienda, però forse non è nella nostra mentalità. Non si spende niente per la comunicazione, e oggi, in un momento dove la comunicazione è praticamente tutto, questo è un grossissimo errore. Quindi occorre che i nostri imprenditori cominciano a pensare che quando devono fare un'azienda, devono costituire un'azienda, devono partire da un presupposto. Intanto devono avere un budget, e quello è normale, però se tu per l'azienda spendi e devi spendere 100, 95 li spendi per l'azienda, 5 per la comunicazione, altrimenti il tuo prodotto non lo conoscerà mai nessuno, e questo è un handicap. Oggi la pubblicità, si è sempre detto che la pubblicità è l'anima del commercio, ma soprattutto in una società dove l'immagine è tutto, oggi ancora più che mai. Io torno a ripetere, nel territorio agrigentino ci sono molte eccellenze, dai formaggi alla pasta, e tra l'altro io ho sposato pure un progetto ultimamente dei grani antichi. L'anno scorso a Ciangiana sono stati 5 giorni straordinari, perché hanno realizzato la prima sagra dei grani antichi, e io ho notato che c'è interesse attorno ai grani antichi. I grani antichi possono risollevare la nostra sorte, anche perché una volta io mi ricordo da bambino che vedevo i campi coltivati tutti a grano. Oggi un po' questa cosa si è persa, ma negli ultimi
tempi c'è stata questa riscoperta, no? Di tornare alla campagna, di tornare a coltivare anche il grano, e secondo me puntando sui nostri cereali, ecco, anche le economie delle famiglie possono essere aiutate. Io nei giorni scorsi ho fatto un servizio per il giornale della Sicilia dove lavoro, sono andato a trovare un vivaista il quale mi ha detto: abbiamo avuto un boom di vendite di piantine di lattuga, di semi per l'orto. Ecco, questo dimostra che c'è questo ritorno alla campagna. Bello. Alla terra, assolutamente. C'è Marcello Tirrito, che... Sì, ingegnere. Allora, c'è Marcello... No, volevo concordo pienamente sul pensiero del dottor Ravanà, proprio sul fatto che molto spesso io, ahimè, mi occupo da circa 20 anni di internazionalizzazione delle imprese, ho portato realmente tante realtà, eccellenze siciliane un po' in giro per il mondo, e molto spesso, ahimè, il problema è proprio quello. Aziende ancora non vedono nella comunicazione, anche sul come presentarsi, un qualcosa di necessario, di obbligatorio, perché realmente presentarsi bene già ti dà un vantaggio rispetto a non farlo, e quindi quello è uno dei punti. Infatti, quando io parlo di digital transformation obbligatoria, perché realmente in questo momento ci ha messo un po' tutti bene o male in questa situazione, e questo è un lato positivo, tra virgolette, tra tutte le sventure che può portare questo problema attuale. Però realmente quello mette in evidenza che le aziende devono comunicare in modo opportuno e soprattutto devono innovarsi, perché comunque realmente oggi nel mondo della globalizzazione non innovarsi significa restare fermi, e quindi non avere un futuro, perché comunque un'azienda che non si innova secondo il mio parere non ha futuro. È normale che realmente, come diceva lei, il fatto di acquistare siciliano e quindi muovere l'economia locale è importantissimo, proprio per aiutare un anche più rapido dell'economia, perché se da subito si riavviva tutto il paese, tra virgolette, partendo proprio dai piccoli borghi, automaticamente si espande e arriva ad una ripartenza molto più incisiva e molto più rapida di tutta l'economia regionale, e comunque anche quella italiana, perché pian piano si sviluppa tutto. Io vorrei leggere un messaggio e poi porre a tutti e due una domanda, sia all'ingegner Giorgianni che al dottor Ravanà, perché è una cosa che proprio per quello che riguarda le vostre professioni mi piacerebbe sapere, naturalmente condividere con gli amici di Io Compro Siciliano. Allora, arriva un messaggio da parte di Marcello Tirrito, il quale dice: nelle nostre progettazioni cerchiamo quanto possibile di utilizzare materiali chilometro zero. Noi siamo di Ragusa e progettiamo edifici ad alta efficienza. Utilizziamo laterizi e tabelle speciali per la correzione dei ponti termici prodotti dell'Agrigentino. Orgogliosi di quello che facciamo. Quindi Marcello dà conferma proprio sul fatto che, quindi grazie Marcello per questa testimonianza. Davide Macaluso ci chiede se ci stiamo organizzando per un sito, ingegner Giorgianni. Chiaramente sì, Sicuramente sì, stiamo raccogliendo, ci sono arrivate fino ad oggi circa 2100 email, dove tutti hanno un pensiero, un'idea, una proposta da poter realizzare. E sicuramente sì, vi annuncio che nei prossimi giorni sarà attivo, stiamo creando un qualcosa di veramente che possa essere proprio un'opportunità per tutti i siciliani, per la Sicilia, e per chi soprattutto per far conoscere la Sicilia, e questo è secondo me una delle cose principali da fare. Cristiano Bruccoleri dice: con grande orgoglio informo che io guardo sempre
la provenienza dei prodotti agroalimentari. E appena leggo diciamo Spagna, Francia, California, poso e prendo subito siciliano, quindi anche questa è una testimonianza. Una domanda invece, quanto, e questo appunto la chiedo all'ingegner Giorgiani e lo chiedo anche al dottor Ravanà, quanto la politica regionale deve dare attenzione, secondo voi, al fenomeno social Io compro siciliano e quanto, secondo voi, potrebbe supportarlo? Parlo io? Ascoltiamo. Vai, vai. Sicuramente tanto, sicuramente tanto. Io credo che senza la politica non si possa toccare quota 100, non mi riferisco a quella della pensione, no, dico che la politica è indispensabile. Senza la politica non si potrà mai avere il massimo. Io credo che il presidente della regione Musumeci, che comunque so che è molto, molto sensibile a questo argomento, debba anche mettere in pratica diverse cose a norma di legge per poter proprio spingere i prodotti siciliani nel mondo. Io credo che questo sia il compito della politica, quello di mettersi a disposizione dei cittadini, sia chi ha barrato la casella Musumeci, sia chi non l'ha barrata. Questo è indifferente. Bisogna che la politica faccia il suo lavoro, che è quello di sviluppare un territorio. Dottor Ravanà, io la ringrazio perché lei ha detto una cosa importante, sia chi l'ha sbagliata. Sì, no, soltanto una nota a questo commento del dottor Ravanà, perché lei come sa, noi non abbiamo assolutamente, noi non facciamo politica, non abbiamo scelto proprio, quindi questa cosa, ma io infatti volevo ringraziarla perché proprio il messaggio è assolutamente chiaro rispetto al fatto che ciò che la politica dovrebbe fare è seguire quelle che sono le attenzioni dei cittadini, degli imprenditori, coloro che muovono l'economia. Ingegner Giorgiani. Sì, no, io concordo pienamente con con quanto detto da dottore Ravanà. Aggiungo, noi siamo realmente, abbiamo creato veramente un database di idee e di proposte che ci sono arrivate da tutta la Sicilia, ma sia da imprenditori, sia dal consumatore finale, sia da eccellenze anche dal punto di vista culturale, storico. E da tutti i vari settori, perché comunque la Sicilia vive di eccellenze, vive di turismo. In questo momento, per esempio, il turismo è quello che realmente sta avendo più difficoltà di tutte. Dico, io sono io vivo a Taormina e vedere Taormina vuota e tutto ciò sviluppa questo turismo a Taormina o per la Sicilia stessa è veramente drammatico. E quindi sì, sicuramente sì, io spero che l'attenzione arrivi forte diciamo alla politica e che è pronti dare voce a tutto ciò che ci arriva giornalmente. Quindi questo sicuramente, e noi ci offriamo per essere un mezzo attraverso il quale connettere, quindi una connessione tra diciamo il popolo siciliano e la politica stessa che governa in questo momento la Sicilia. Ingegner Giorgiani e dottor Ravanà, adesso siamo quasi a chiusura, per cui siamo proprio quasi siamo all'ultima domanda in realtà, però permettetemi, io devo rivolgermi un attimo agli amici di Io compro siciliano e devo dire, ci sono tante eccellenze che ci seguono, ci sono tanti grandi imprenditori, c'è gente matura, ci sono consumatori, ci sono casalinghe, mamme, c'è veramente tutto il popolo siciliano dentro Io compro siciliano, ma ci sono anche dei giovanissimi ragazzi e loro, devo dire, ogni giorno, anche nel nostro buongiorno che diamo alla mattina, loro ci scrivono e sono presenti perché seppur giovani e sono loro poi un importante tassello della nostra prossima economia,
sono lì a sentire quelli che sono naturalmente le parole che vengono fuori dalle professioni maturate, da chi, diciamo, ha nel corso della vita già fatto una determinata esperienza. C'è un ragazzo che ci scrive e proprio per questo vorrei leggere questo messaggio e poi andiamo alla chiusura. Lui dice, si chiama Davide Macaluso: grandioso, io e un mio amico, siamo entrambi palermitani, under 30. Siamo interessati a darvi aiuto, a collaborare con il marketing, la progettazione, il sito. Naturalmente siamo a disposizione no profit. Contattatemi e complimenti per il progetto, perché finalmente era ora. Ora io mi rivolgo a Davide Macaluso, così come a tutti i ragazzi che ci seguono nel meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano. Grazie per questa fiducia, perché si vede che stiamo lavorando bene, insomma. Allora, dottor Ravanà, sì, chiudiamo con come immaginiamo questa prossima estate. Mi auguro che si possa andare al mare, soprattutto per chi lavora nel campo del turismo ricettivo. Io in questi giorni ho avuto modo di parlare con diversi titolari di stabilimenti balneari e poverini non sanno che pesci pigliare, nel vero senso della parola, perché è vero che il presidente Musumeci ha detto bonificate i vostri stabilimenti, però sai, andare a spendere ancora soldi, fare debito, perché loro è da tempo che non incassano, hanno soltanto spese, e poi non sapere quando parte la stagione è sicuramente un handicap. Ma così come le strutture ricettive, mi riferisco ai B&B, mi riferisco agli hotel. Poco fa Giuseppe diceva è triste vedere Taormina così vuota. Io aggiungo che la Valle degli Dei, la Valle dei Templi, è vuota da tempo ed è una tristezza, è un colpo al cuore, perché in questo periodo c'erano migliaia e migliaia di persone che venivano a visitarla, così come anche la Scala dei Turchi a Real Monde. Io mi auguro che le misure si possano allentare, le misure restrittive, ma salvaguardando però la salute, perché quella è la cosa più importante. Se manca quella, non abbiamo più niente da dire. Io vi ringrazio per l'ospitata, vi auguro l'in bocca al lupo e sono sempre a vostra completa disposizione. Dottor Ravanà, è stato un grandissimo piacere averla con noi. Ingegner Giorgianni. Sì, niente, io volevo citare quello che diceva sempre Steve Jobs di Apple. L'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai, e realmente in questo momento è quello che stiamo facendo noi tre che abbiamo ideato questo gruppo Io Compro Siciliano, cioè quello di amare la Sicilia, di amare i siciliani, di amare le eccellenze e quindi di cercare di dare un contributo, un'opportunità per poter ripartire in modo più rapido, in modo più veloce, in modo meno diciamo con più positività, ecco, perché io sono un positivo di mio, e quindi cerchiamo proprio anche attraverso i pensieri di noi tutti che facciamo la mattina di dare un po' di positività alla gente. In questo momento è un momento veramente delicato, un momento difficile in cui le persone diciamo che la parola d'ordine in questo momento di tutti è smarrimento e paura, però dobbiamo cercare di alleggerirla e di cercare di dare maggiore positività alla gente, che presto finirà. Io spero che sto seguendo diverse ricerche scientifiche, io sono tecnologico e quindi cerco di capire anche a livello mondiale con tutte le mie conoscenze come nei vari stati si stanno comportando e come stanno cercando e ci siamo quasi. Io ho visto che in alcuni paesi stanno adottando delle tecniche che stanno funzionando, io spero che sono quelle decisive. Io sono uno di quelli che ha una cura che avere fra un anno il vaccino, cioè se riusciamo a debellare, ad avere una porzione magica, come si suol dire, per difenderci da questo brutto virus, attuiamola, e qui faccio un appello anche a livello mondiale, non togliamo
gli individualismi, cioè i nazionalismi. E qui dobbiamo cercare di aiutare tutto il popolo mondiale, quindi mettere tutte le risorse insieme appena è possibile, sia dal punto di vista della salute, ma anche dell'economia, perché non è solo in Sicilia, in Italia o in Europa il problema, ma è mondiale. Tutte le economie ne stanno soffrendo, milioni e milioni di persone andranno a vivere in strada se si continua così, perché il problema è realmente grande. E io, ecco, riallacciandoci al discorso Io Compro Siciliano, spero di, insieme a Davide, Francesco e tutto lo staff, perché adesso siamo oltre 10 persone che vivono dietro e che stanno cercando di dare un contributo a questa iniziativa, possa in qualche modo aiutare un po' tutti. Io vorrei dire che il progetto di Io Compro Siciliano si sviluppa sempre più, perché domani partirà, oltre ai 2 appuntamenti fissi che abbiamo in questo momento, che sono questo delle 12, Io Compro Siciliano Live, quello delle 18 ogni giorno con Francesco Caravello, ma si aggiunge un nuovo appuntamento. Ogni sabato avremo Io Compro Siciliano Chef. Avremo un bellissimo momento dedicato alla cucina, ai percorsi esperienziali del cibo. Lo faremo con una grande ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo. Lei è appunto siciliana, è Alessia Smile and Food. Cominceremo proprio domani, ogni sabato alle 14:30, un orario che tra l'altro abbiamo scelto perché faremo un viaggio nel mondo, pensate, cominceremo prima dalla conoscenza in Sicilia di grandi chef e continueremo appunto in Italia, nel mondo. Tra l'altro ci sarà questa interazione fatta con gli ospiti, ma anche con chi vorrà scrivere, perché tutti possono partecipare, le ricette verranno realizzate lì tutti insieme con quello che poi ci troviamo in casa disponibile per preparare tutte le nostre ricette. Domani saremo a Palazzo Iudica con Alessia, ha già pronti degli ospiti, quindi mi raccomando, questo appuntamento tutti i sabati alle 14:30. Domani sarà un altro grande appuntamento con Io Compro Siciliano Live, perché parliamo di 2 eccellenze. Parliamo di eccellenza nella moda, parliamo di eccellenza nella musica, perché domani avremo Antonella Giorgianni, stilista, con Desio Sposa. Vivremo un momento tra l'altro di grande emozione, perché anche lei con il suo stile ha portato avanti quello che è il carattere siciliano nei suoi abiti. Ma attenzione, un grandissimo ospite, perché lui rappresenta la nostra musica, la nostra voce, il nostro sound nel mondo. Avremo con noi Mario Incudine. Domani quindi grande appuntamento. Io volevo ringraziare il nostro ospite, che sapete era in direzione appunto lavoro, perché stava per preparare già subito l'articolo. Ringrazio il dottor Gaetano Ravanà per aver concesso questa intervista a Io Compro Siciliano. Vi dico anche che domani la rubrica Chiedimi pure è a cura di Davide Morici. Oggi abbiamo avuto appunto l'ingegner Giorgianni, il sabato invece parliamo di territorio, di promozione del territorio, parliamo di accoglienza, parliamo di qualità, soprattutto di ricezione, e lo facciamo ogni sabato con Davide Morici. E poi appunto al sabato c'è Francesco Caravello con quelli che sono i percorsi esperienziali legati al gusto. Ingegnere Giorgianni, io la ringrazio, ti ringrazio anche oggi per questa bellissima conversazione e soprattutto per i suggerimenti dati ai nostri amici. Noi vi diamo appuntamento a domani alle 12, mi raccomando alle 18 l'aperitivo social con Francesco Caravello, sempre di più, sempre uniti. Ingegner Giorgianni.
una cosa è certa, mi permetta, ma le voglio dire, io compro siciliano. Siciliano. A domani, viva la Sicilia, viva noi! Buon primo maggio a tutti! Buon primo maggio, a domani!